diceva sia il segretario sia Roger prima di me, è ovvio che il Partito Democratico è ben consapevole della situazione di difficoltà che sta vivendo, ma è anche assolutamente convinto, il Partito Democratico Veneto, che ci siano le prospettive e le possibilità di crescere e ripartire. Lo diciamo perché il partito che oggi si appresta ad essere il primo partito in Italia, solo 5 anni fa, nel 2013, era il 4%, quindi insomma io a chi dà delle sentenze di morte nei confronti del Partito Democratico rispondo che non è assolutamente così, che abbiamo le forze, le competenze, le capacità per ripartire, certo anche cambiando. È il percorso che si stabilirà a livello nazionale e congressuale, stabilirà come cambierà il partito, però certo c'è un lavoro che possiamo fare da subito e che abbiamo scelto in Veneto di farlo con determinazione e con organizzazione immediata, che è il lavoro sui temi e sui contenuti, perché noi ovviamente da una posizione di opposizione in questo caso intendiamo sfidare il governo sui temi che in questa campagna elettorale sono stati un po' buttati al vento, ma che spesso non hanno avuto dettagli e che sono temi importanti per il nostro Veneto. Io ho avuto l'onore di essere nominata capogruppo in commissione attività produttive, commercio e turismo alla Camera. Già la definizione della commissione si capisce come sia una commissione importante per il nostro territorio. È una commissione che è stata strategica nella scorsa legislatura. Dalla 10ª commissione sono usciti provvedimenti importanti per le imprese, sia grandi ma anche piccole, penso a tutte le misure di sostegno delle leggi di bilancio, superammortamento, iperammortamento, le misure per le imprese energivore, il sostegno al credito, tutte misure che hanno anche caratterizzato la scorsa legislatura e che sono state tematiche della 10ª commissione. Con il mio ruolo di capogruppo avrò la possibilità certo di lavorare su questi temi, di riportare, mi auguro per esempio, un tema che nella scorsa legislatura è stato un po' più collaterale, che è quello del turismo, perché è stato demandato più ad un'attività di governo, ma che invece penso che per il nostro territorio sia prioritario. E il mio ruolo sarà quello, prima di tutto ovviamente, di vigilanza e controllo rispetto al mantenimento di quanto questo governo ha annunciato di fare anche per il nostro Veneto, per le nostre imprese, ma anche e soprattutto di proposta. Io immagino anche alcuni temi che sono cari al nostro territorio sui quali lavoreremo, ma sui quali cercheremo di fare squadra. Come dicevamo prima, l'avere unità con un coordinatore dei parlamentari significa darci una struttura di collegamento tra la segreteria regionale del partito e il lavoro che facciamo in Consiglio regionale e in Parlamento per condividere tematiche e proposte da fare. Nella mia commissione si parlerà di politica industriale, quindi non possiamo non pensare per esempio anche a Marghera, temi tra l'altro che sono spesso strettamente collegati alle tematiche ambientali e urbanistiche, quindi con Andrea, seppur da 2 rami diversi del Parlamento ci sarà un lavoro di squadra, ma immagino per esempio anche alla proposta di legge sul termalismo, che è un tema che qui in Veneto, in alcune qui soprattutto su Padova, è molto forte ed era stato affrontato in commissione ma non era approdato al Senato, che intenderemo riproporre. E penso anche ad un tema che qui in Veneto è stato anche oggetto di campagna elettorale, che è quello delle aperture domenicali della grande distribuzione. Anche questo è un tema che riguarda la nostra commissione. Si era faticosamente tentato nella scorsa legislatura di trovare una soluzione di mediazione. Adesso abbiamo visto che il super ministro Di Maio ha già fatto degli annunci sul tema e quindi lo punzecchieremo fin da subito, riportando le nostre proposte che ovviamente condivideremo e faremo partire anche e soprattutto da questo Veneto.